vi spiego che cosa è il lavoro nero e la differenza che c'è con la schiavitù, perché il lavoro nero è una cosa e la schiavitù è un'altra cosa. Il lavoro nero si chiama nero perché qualcuno ha evaso il fisco, mentre la schiavitù è illegale, è un reato umano, cioè contro l'umanità, capito? Quindi attenzione. Il lavoro nero, quando uno evade, cioè io vorrei ci ha travagliato in nero. E come no? Lo dici così, certo, perché conviene il lavoro nero all'operaio, conviene, capito? Quando è il lavoro nero e non schiavitù. Per esempio un contratto in regola per un saldatore, quinto livello, per esempio, è, che ne so, 14 euro l'ora, allora, senti, mi paghi in nero, no? E su 14 euro c'è su un altro 14 euro che c'ha a pagare di tasse, 7 ti tengo tu e 7 mi tengo io, e così a me mi dai 21 euro l'ora. Capito com'è il lavoro nero? Questo è il lavoro nero, che poi lo chiamano grigio, no? Mentre quello che fate voi, miei cari giovani, che andate a lavorare a 300 euro H24, 8 giorni su 7, a fare cameriera, a lavare piazza, quella non è il lavoro nero, è schiavitù, vi prendono in giro, non è il lavoro nero. Allora voi dovete ascoltare me, incominciate a chiedere il diritto al lavoro nero, perché il lavoro nero è bello per l'operaio, è bello per l'operaio, perché guadagna di più. La schiavitù invece è schiavitù, è illegale la schiavitù, contro l'umanità, sono reati contro l'umanità, perché se avete faciti schiave siete complici, dopo che cuglione. Poi un'altra cosa, un suggerimento a questi giovani: mettetevi il telefono, quando fate i colloqui, mettetevi il telefono, abbonate sull'audio, registrate il colloquio. Poi se vi va, che va sentite, vi facete 2 o 3 mesi di travaglio in schiavitù e durante questi 2 o 3 mesi di lavoro fatevi 4 selfie così, di modo da poter dimostrare dopo che lavorate lì da tot a tot, no? Per 3 mesi. Dopodiché, che vi hanno schiavizzato e ingolato a sangue con la schiavitù, pighe ci facete vertenza, di modo che poi chi può fare singolare poi dallo Stato, perché lo Stato poi, l'ispettorato al lavoro funziona, non è come i sindacati che su complice che ci regalano l'ombrellone, capiste? Ci donano l'ombrellone gratis e sindacati. Allora faceteci vertenze, io poi se cacchino in godo se arriva all'ispettorato al lavoro che ci fanno multe, che si ingolano a sangue a idre, e allora vi fanno l'accordo e vi dicono quando vuoi e tu pigli ca fuori 5.000 euro, ma dare 5.000 euro di risarcimento di schiavitù, perché se no io porto avanti la vertenza. Ragazzi, la legalità esiste, perché 6 euro, una splughen, è un furto, capisci voi? Perché costa 30 centesimi i faraci, 30 centesimi costa e bacca fuddono 6 euro, cugliona! Va bene, qui da Gela è tutto. Gela, città del vento, della legalità e città della schiavitù. A voi in studio, cugliona!